Rieccoci in studio, questa volta abbiamo cambiato anche conduttrice, quindi ci sono io, Alessandra Mercanzina ha condotto la prima parte, noi voltiamo naturalmente anche pagina e abbiamo il piacere di chiacchierare in questa prima parte con il Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, che vado a presentarvi. Buongiorno a Vittorio Zanon. Buongiorno a tutti. Buongiorno. I servizi sociali e la crisi, vedete è il titolo che abbiamo scelto, poi parleremo tra l'altro anche con una sua collega, perché c'è stato un importante avvenimento, no? Insomma, poche ore fa, possiamo dire, che è stato anche un momento, immagino, anche di confronto per voi assistenti sociali. Assolutamente. Ci racconti che cosa avete fatto in questa giornata internazionale appunto del servizio sociale internazionale, quindi insomma una prospettiva più ampia rispetto a quella nazionale. Sì. È il terzo martedì di ogni anno, il terzo martedì di marzo di ogni anno si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale di servizio sociale. Come ordine professionale l'abbiamo voluta festeggiare anche in Veneto insieme alle 3 università che formano gli assistenti sociali, quindi Venezia, Padova e Verona, e insieme anche all'Associazione dei docenti di servizio sociale. È un evento importante per gli assistenti sociali per ritrovarsi, per celebrare la propria professione, e quest'anno è stata l'occasione di riprendere un tema già avviato anche l'anno scorso, che era il tema della crisi. Ecco, tra le altre cose lei ha parlato giustamente di festeggiamento, insomma sì. Ci tenete a sottolineare che insomma, bisogna essere positivi, no? Se non lo siamo in questo periodo insomma, non abbiamo molto scampo, quindi anche una festa. Una festa sì, perché come assistenti sociali abbiamo anche, ci troviamo spesso a vivere a fianco di situazioni di difficoltà, di disagio estremo, a essere i punti di riferimento spesso per le persone, veniamo anche definiti gli estranei di fiducia, quindi quella persona con cui... L'accezione secondo lei è più positiva o negativa? No, assolutamente positiva, perché è importante avere di fiducia anche di qualcuno estraneo da te, soprattutto nei momenti di difficoltà o di crisi, di bisogno. Avere qualcuno che sia professionalmente preparato, competente, che abbia studiato, che sia formato e che non sia di parte, tra l'altro. E che non sia di parte, con il quale tu puoi aprirti, sai che è vincolato al segreto professionale, e quindi può ascoltarti in modo autentico, capire quali sono i problemi e le difficoltà che affronti in quel momento della vita, come tutte le persone possono affrontare problemi di difficoltà, e mettere al centro quelle che sono le tue risorse personali, quelle che sono le tue anche aspettative, i tuoi bisogni, per un percorso di affiancamento temporaneo finalizzato alla risoluzione. Siamo anche definiti gli agenti del cambiamento in questo senso. Gli agenti del cambiamento, quindi insomma varie definizioni. Sì. Senta, come si diventa assistenti sociali? Perché magari può dircelo nel suo caso, perché? Sì, volentieri. Allora, è un percorso, la formazione dell'assistente sociale si accede attraverso un percorso universitario. Attualmente sono un percorso, una laurea triennale di servizio sociale, poi c'è anche la laurea magistrale specialistica, ecco, di 2 anni. Attualmente l'albo professionale è suddiviso in 2 sezioni, l'albo A, che è quello di chi ha una laurea specialistica, e l'albo B di chi ha la laurea triennale, per cui per accedere poi all'esame di Stato dopo il percorso universitario, nel quale si trattano diverse materie e si fa anche un lungo e importante periodo di affiancamento e di tirocinio presso le strutture in cui lavorano gli assistenti sociali, dicevo, si fa quindi un esame di Stato che serve proprio ad ottenere l'abilitazione per esercitare la professione. Ma questo bisogna fare i 3 anni più... Bisogna fare attualmente 3 anni, e conseguiti i quali si può accedere all'esame di Stato per l'albo B per diventare assistenti sociali, oppure se si ha anche il percorso biennale specialistico si può accedere e superare l'esame di Stato per l'albo A e diventare quindi assistenti sociali specialisti. Specialisti. E quanto bisogno c'è di assistenti sociali secondo lei? Il bisogno c'è.
C'è soprattutto, allora, principalmente si lavora all'interno di enti pubblici, per cui di comuni, delle ULS, per cui in vari anche altri ambiti ministeriali, ma anche sempre di più si inizia ad essere presenti a livello del privato sociale, quindi del terzo settore, del volontariato, delle associazioni che affiancano le persone e ci sono anche dei colleghi che lavorano come liberi professionisti, anche se è una parte molto residuale ancora sperimentale per la nostra professione. Il bisogno c'è anche perché sempre più, anche per affrontare le difficoltà attuali della società, è importante agire anche in ottica non solo riparativa successivamente alle situazioni di disagio, ma andare ad incidere e a promuovere azioni, promuovere iniziative di cittadinanza attiva, di partecipazione. Lei perché è diventata assistente sociale? Cioè lei ha iniziato l'università, poi a un certo punto è stato illuminato oppure, non so, magari conosceva qualcuno? No, a livello, mi chiede una cosa più personale sì, e che ci sta anche. No, io ho voluto quando l'ho fatto io si accedeva attraverso un percorso a numero chiuso. Quindi dopo un anno di economia ho provato a fare l'esame di passare il test d'ingresso, sono passato, ho frequentato a Verona l'università. Il desiderio era quello di spendere forse un'attitudine personale, anche di attenzione e sensibilità di incontro verso l'altro, la capacità di ascolto, ma di poter sfruttare anche questa dote, perché ho questa sensibilità. Ma cosa bisogna avere? Empatia piuttosto che comprensione, tolleranza? Cosa serve? Beh, sicuramente una buona dose di empatia, capacità d'ascolto, capacità di non giudicare gli altri, quindi di poter dare spazio per capire le cose, capacità anche, diciamo, relazionali e di riuscire a connettere quelle che sono le risorse delle persone, conoscere poi i servizi, insomma ce ne sono. Sì. Senta, lei da settembre è il presidente dell'Ordine del Veneto, insomma uno dei presidenti più giovani, mi raccontava insomma prima che iniziasse la diretta che naturalmente, io scherzosamente le ho detto avete fatto campagna elettorale, ma insomma c'è la voglia anche di mettersi in gioco, no? Che cosa le piacerebbe fare magari durante la sua presidenza? Ma una cosa che mi ha spinto a un pochino mettermi in gioco anche è stato proprio l'idea, il desiderio di fare rete all'interno principalmente della mia comunità professionale, perché gli assistenti sociali hanno delle competenze, a volte delle competenze nascoste, che vanno valorizzate, che vanno messe, secondo me, al servizio della comunità, possono contribuire sempre di più anche a portare con la loro professione un benessere alle persone o andare a ridurre situazioni di disagio che vivono personalmente. Quello che mi piacerebbe fare quindi è riuscire a coinvolgere i colleghi perché possano sentire l'ordine non come un'entità astratta, un'entità lontana, un'entità a volte corporativa. Spesso si ragiona in questi termini quando si parla di ordini professionali. In realtà l'ordine professionale è un ente pubblico di tipo non economico che funziona finanziato esclusivamente dalle quote degli iscritti, per cui siamo noi che ci paghiamo tutte le nostre spese. Altri 10 secondi. Altri 10 secondi, poi dobbiamo chiudere. E siamo a servizio a tutela della cittadinanza, perché il ruolo è anche quello di garantire una qualità di servizi positivi proprio e quindi anche di in qualche modo di controllare quello che fanno i colleghi. Buon lavoro, ci rivedremo insomma, perché lei è all'inizio del mandato che dura?
4 anni. 4 anni, allora insomma abbiamo modo e tempo di rivederci. Grazie intanto e buon lavoro appunto a Vittorio Zanoni, Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Noi però incontriamo un'altra sua collega tra 2 minuti, quindi state lì.